Ebrei in Sardegna, segni e disegni. E questo è il titolo dell'interessante saggio scritto da Elio Moncelsi, apprezzato artista nuorese, sulla presenza nell'isola degli ebrei, una storia millenaria di cui si parla in numerose fonti classiche, di cui c'è traccia in documenti e monumenti, una presenza spesso misconosciuta ma che ha permeato la storia sarda fin dal suo ingresso nell'orbita romana e che è proseguita nei secoli successivi. Nel suo libro Elio Moncelsi prova a sistematizzare le diverse fonti per ricostruire il percorso degli ebrei nell'isola. Il volume è stato presentato ieri a Nuoro nella Biblioteca Assatta. All'incontro sono intervenuti l'autore, il giornalista Nino Bandino e lo studioso Antonio Cambedda. Il dibattito è stato coordinato da Tonino Cugusi. Elio Moncelsi, come nasce l'idea di un libro sulla presenza degli ebrei in Sardegna? Io sono venuto a conoscenza da tanto tempo fa del fatto che erano stati deportati degli ebrei in Sardegna fin da 2000 anni fa, pochi anni dopo della nascita di Cristo, nel 19 d.C. E mi sono sempre domandato dove fossero finiti. Cercando le tracce di questi giovani ebrei, 4.000 che erano stati deportati dall'imperatore Tiberio qui in Sardegna, ho trovato che esistevano molti segni e molte tracce dei loro discendenti e successivamente ancora ne sono arrivati tantissimi con gli spagnoli e poi ancora dopo. Mi ha suggestionato l'idea che ancora oggi potessero esserci dei loro discendenti in Sardegna e che magari nessuno lo sapesse. Allora ho fatto delle ricerche e da qui è scaturita l'idea di realizzare una scultura, quella che c'è al mare alla Caletta, che rappresenta in pratica l'arrivo dei 4.000 liberti mandati in Sardegna a combattere, ma anche rappresenta simbolicamente tutte le genti che sono venute in Sardegna, che essendo un'isola, si sa, ha ricevuto sempre degli apporti dall'esterno. Si può definire un'integrazione completa, nel senso che i loro discendenti, che potresti essere anche tu, potrei essere anche io da parte di madre o anche tantissima altra gente, non hai l'idea di essere discendente di questi uomini che sono stati mandati qui con la forza per combattere in Sardegna.